Amici bellini, recuperiamo il recuperabile, perché mi rendo conto, si saltano i giorni e poi la memoria, se io non lo faccio perché a caldo è troppo caldo, invece se lo fai troppo a freddo ti dimentichi le cose, quindi a tiepido cominciamo. Allora, non volendo sbagliare, perché sennò poi io faccio la cosa Vicia Kvaratskhelia. esatto, no, non vogliamo sbagliare i nomi. Almerico, credo, perché io avevo un amico che si chiamava Almerico de Chelsea, veramente mi metti in difficoltà, ma benvenuto sul canale, iscrivetevi tutti quanti e lasciate un like per il mio papà. Farei giocare entrambi, però mi rendo conto che bisogna guardarsi anche le spalle. Il mio papà che parla gli si chiedeva evidentemente di Raspadori, Osimhen, e quindi l'idea anche di vederli entrambi, oppure Simeone, insomma, però lui sa, un po' di esperienza, che tutti e due insieme bisogna guardarsi le spalle, lo dice, e quindi ed è giusto così. Poi però si allarga. Sono uno che li ha vissuti i 2 scudetti precedenti, quindi molto molto bene. Ho una buona sensazione. E ovviamente si parla di quella cosa là, dello scudetto, non abbiamo paura di dirlo, tanto noi ci godiamo il percorso, non pensiamo troppo avanti, non pensiamo troppo indietro. E questo video, venendo poi il martedì, e quindi è un martedì pazzesco per voi, ci rendiamo conto che insomma hanno vinto tutte le sorelle possibili e immaginabili, e quindi non è che ci siamo allargati. La Fiorentina tu pareggi, mamma mia, male proprio aver pareggiato con la Fiorentina, che non in gara, non è sorella, sta 10 punti come il Monza. Se il Monza si deve salvare, la Fiorentina non è sorella. Abbiamo sprecato veramente quella partita, perché tu con Lecce la stecchi, con la Fiorentina calma. Allora, siamo pronti, ovviamente dobbiamo recuperare le pagelle, e sulle pagelle voi nei commenti mi dite: ma quando mai, ma che capito, ma che partita ti sei visto, ma non esiste proprio. E fate bene, anche perché può essere che un po' me la sono dimenticata, e può essere che un po' che vediamo il calcio diversamente, il che è una cosa bellissima e giustissima. Quindi con un ambrabam tattico noi andiamo immediatamente a vedere un pochino come era schierato il Napoli. Oramai è facile, ragazzi, tatticamente c'è poco da spiegare con il 4-3 di Spalletti, con Zielinski che fa un po' la spola, si mette un pochino dove, perché Spalletti ci ha detto non esistono più i moduli, non esistono più gli schemi, bisogna andare a prendersi gli spazi dove te li lasciano, e il Bologna non ne lasciava tantissimi, quindi era complicata. Però alla fine noi siamo andati a vedere che gli XG sono stati pure molto alti, per completezza le facciamo vedere di nuovo, perché magari qualcuno non si è visto la live e io non capisco, siete completamente pazzi sicuramente, però se non vi siete visti la live, il Napoli arriva a 4,48, sono tutti questi pallini così, a un certo punto il portiere è stato anche protagonista, bisogna dire, quando il portiere della squadra avversaria è protagonista, io sono convinto che il Napoli merita la vittoria, su questo non c'è alcun dubbio. Che poi ce la siamo vista brutta, perché loro 2 gol li fanno, e perché ti viene sempre quell'apprensione quando non sei in vantaggio di tanti gol, però non è che abbiano costruito, hanno fatto pure il gol della domenica con Barro, perché è chiaro che Meret lì è un mezzo infortunio. Però se vogliamo andare a vedere il primo gol subito, io mi sono preso un paio di screenshot per vedere se possibile, non voglio dare la colpa, ma analizzare semplicemente come è andata. Questo è il momento del passaggio che libererà Cambiaso, che poi farà l'assist per questo Kirze che segnerà. E in questo momento noi vediamo una difesa un po' scombinata, perché vedete Mario Rui lì in alto, vedete Kim in questo momento a sinistra e Di Lorenzo a fianco a lui che aveva stretto, ma c'è Juan Jesus lì che non sta né in linea né nella zona sua, e quindi qui c'è un pochino quella cosa e dici: ma perché molti che davano la colpa a Juan Jesus, che poi Juan Jesus stesso si riscatta con il gol. Però io avevo visto un'altra cosa, che al momento poi del vero assist, del passaggio al centro, è Kim che secondo me si allontana e dovrebbe invece tenere a vista il centravanti, invece si fa tirare dal pallone e va verso Meret quasi a proteggerlo, a volersi mettere da scudo per respingere. Ci va anche vicino onestamente, però no, secondo me lì dovevi rimanere attaccato. È giusto che Di Lorenzo vada a provare a chiudere il passaggio,
passaggio, ma Kim doveva rimanere lì e Mario Rui era vicino abbastanza al suo avversario, quindi in questo momento Juan Jesus è tagliato fuori. Ma perché Juan Jesus si trovava là? Dobbiamo vedere dall'inizio dell'azione, dove c'è un buon taglio di Barro che alla fine ha fatto la partita che doveva fare e che molto spesso se lo siamo ritrovati a destra, poi a sinistra, vicino alla punta. In questo caso fa un taglio partendo dalla zona di Juan Jesus, quindi Juan Jesus è costretto a seguirlo, se lo porterà fino in fondo e poi scalano tutti e scalano anche bene. Di Lorenzo e Kim scalano bene per occupare i posti, insomma, lasciati vacanti dal nostro Juan, che poi segna, ed è la cosa più bella e più importante, perché altrimenti andavamo in difficoltà. Quindi raspa fuori tutte le situazioni che portano a questi XG altissimi, tiro di raspatori fuori. Kvara ha fatto una partita incredibile, prima tira di sinistro però piano, poi c'è la traversa di Rui su assist di Kvara, c'è il tiro di Politano che grida ancora vendetta proprio a porta vuota, sempre Kvara assist, raspatori un tiro centrale, poi c'è un cross del Bologna che era pericoloso, il gol di Kirz così e poi il gol di Juan Jesus. Questo è stato il primo tempo dove è successo poco nei primi 20 minuti e poi è successo tanto a seguire. Dopodiché Spalletti cambia la partita perché inserisce immediatamente Lozano ed inserisce immediatamente Osimhen. Io Raspadori l'ho visto un po' stanco. Quindi noi qua ci dobbiamo scrivere Osimhen perché sennò mi sono dimenticato e non va bene. E quindi Lozano che invece entra subito bene, impattano benissimo entrambi sulla partita, stanno come i pazzi entrambi, vogliosi di fare e risultano decisivi, quindi un voto alto va anche a Spalletti, ma io non mi ricordo se sto dando i voti a Spalletti, quindi per sicurezza non glielo do, anche perché non posso sapere, cioè, se i giocatori noi possiamo valutare quello che è in campo. Io non sento la voce di Spalletti, non so quello che gli sta chiedendo, se magari il piano gara era un altro e loro non l'hanno fatto. Come fai a valutare bene il lavoro di un allenatore? Non dovremmo fare i voti nemmeno così. Comunque a Meret io do 5,5, più che per la Papera, per quell'uscita a vuoto che mi ha fatto ancora più paura della Papera stessa, perché la Capera Papera a tutti ma l'uscita a vuoto è più pericolosa. Io do 5,5, non do 5, non do 4, non do 3, non mi voglio accanire, è il portiere nostro, ce lo abbracciamo. Abbiamo visto anche dei commenti molto belli della tifoseria un po' più matura, poi ci saranno sempre quelli che si accaniranno e andranno giù duro, ma non ci possiamo fare niente, noi non siamo di questa pasta. Di Lorenzo 6,5, Kim 6. Kim si stava comportando bene, però quella cosa che vi ho fatto vedere nello screenshot gli abbasso un po' il voto. Sta facendo un campionato straordinario, quindi non si prenderà a collera. Poi voi mi dite quando mai. A JJ do 7 per il gol fatto e Mario Rui 6,5 anche lui, che arriva pure a toccare la traversa, quindi è così. A Dombele, che mi è sembrato durare poco, è durato un tempo, poi è sparito anche lui, diamo 6. A Lobotka non posso dare meno di 7, che è sempre uno dei migliori in campo. E poi entra anche Demme, che io gli do un 6, solo 6, perché, ma di incoraggiamento, perché quei 2-3 palloni, quei 2-3 movimenti che ha fatto mi sono sembrati coerenti, e di incoraggiamento speriamo di fargli recuperare un po' di minutaggio. Mentre Elmas, tanta voglia, tanta volontà, però poi c'è stato pure un momento in cui ha perso un pallone e lì stavamo rischiando il brutto, quindi attenzione. E a Zielinski do 7, poi mi dite voi, anche lui prende una traversa, perché poi nel secondo tempo il gol di Lozano, il gol di Barro, poi Osimhen sale in cattedra, c'è un primo colpo di testa, Kvara il rimpallone, Juan trattenuto, questo è un rigore, io me lo sono scritto, perché poi un tiro di Lorenzo anche parato, Barro deviato da Kim alla taglia alla tela, Barro ancora alto, poi Osimhen deviato, Osimhen gol, un altro cioccolatino di Kvara. A Kvara do 8, vi dispiace? Non è che se lo comprano subito se gli diamo un voto più alto. Ad Osi gli do 7 rispetto a un Raspadori a cui do 6, Politano 6, Lozano 7, quindi quelli che sono subentrati mi sono piaciuti tanto. Non mi sento di dar voto ad Olivera e ad altri, penso che ci siamo, perché poi dopo la traversa di Zielinski c'è pure un Lozano parato, sempre su assist di Zielinski, Meret che va a vuoto e ancora uno Zielinski parato. Insomma ragazzi, è stata una partita molto vivace, molto di avanti e indietro eccetera eccetera, ci è andata bene. Stesso capita se vai a vedere le altre squadre, perché noi dobbiamo guardare le altre squadre,
e la classifica è molto corta, cioè, non ci siamo allontanati, sembra che stiamo facendo le cose straordinarie ma non ci siamo effettivamente allontanati tantissimo, quindi noi con calma ci godiamo il percorso, facciamo le nostre valutazioni senza alcun problema ed andiamo ad affrontare una squadra, la Roma, che se voi andate a vedere gli XG creati, gli XG subiti, è molto interessante. Stiamo facendo questo studio anche con Peppe Di Palma che si scrive tutti i voti e tutti noi, il mio numerologo, e guarda che è una squadra che probabilmente ha raccolto meno di quello che ha creato, anche se non è entusiasmante, anche se nell'ultima partita l'hanno portata a casa con un rigore. Attenzione, perché comunque è una squadra che ha i colpi, ecco, rispetto alle altre squadre che si possono mettere là, devi stare attento alla cosa psicologica. Noi questo, hanno i colpi di quei campioncini, buoni giocatori, scarsi come volete, però gente che col pallone tra i piedi ci sa fare e quindi ti possono, anche senza un'organizzazione di gioco fantasmagorico o un bellissimo gioco, ti possono mettere in difficoltà. Quindi il Napoli con le antenne dritte, per favore. Da New York Valerio Fluido è tutto, credo sia tutto, non siamo fragili assolutamente, siamo belli tosti quest'anno e ci stiamo divertendo, continuiamo così. Raspadori l'ha detto, è un po' di stanchezza, un po' poca brillantezza, lo dice stesso lui, è una cosa fantastica. Mentre Di Spalletti delle sue dichiarazioni mi ha sottolineato il fatto, sì, posso mettere Osi al 45esimo proprio perché ho un Simeone. Vi rendete conto o no? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.